Beh, oggi il TAR ha comunicato la decisione con sentenza del respingimento del ricorso fatto dall'ex direttrice amministrativa dell'Ulse 20 di Verona, la dottoressa Motta. Io avevo segnalato il caso della mancanza dei requisiti previsti dalla legge, la direttrice dell'Ulse 20 generale, direttrice generale Bonavina, era stata costretta a revocare o annullare l'incarico. Oggi c'è stato questo ricorso e il respingimento del ricorso vuol dire che si è data ragione alla mia azione che non aveva nulla di personale, io non conosco queste persone, ma un'azione diretta al rispetto delle regole, al rispetto della legalità. Non si può continuare così nella nostra Italia, in cui si fanno nomine a persone prive di requisiti e si continua a pensare che amici degli amici, indicazioni politiche, e si va avanti così per anni. È così che l'Italia è entrata in crisi ed è nel rispetto delle regole forse l'Italia potrà piano piano uscire dalla crisi.